L'onorevole Carmelo Pullara interviene sulla grave situazione del dopo incendio che si è verificato a Licata nel deposito di rifiuti della Omnia incontrata a Bugiates. Pullara scrive: da oltre un anno ho deciso di mantenere un profilo più basso e mediaticamente meno presente, direi quasi nullo. Al contempo ho ridotto la mia presenza politica personale sul territorio licatese, chiedendo ai miei amici impegnati in prima linea e non di condividere con me una scelta politica di coerenza, l'adesione alla nuova democrazia cristiana del presidente Cuffaro, sì coerente perché da sempre la moderazione è il mio modus operandi. Da ultimo infatti mi sono candidato e prima ho aderito a un progetto politico che si presentava moderato e di centro. Quindi mi sono limitato ad osservare onestamente ciò che vedo, non solo non mi convince ma non mi piace. Al di là della politica in sé o delle cariche di partito ricoperte o istituzionali c'è la vita quotidiana tra la gente. Al di là dei miei limiti fisici, continua Pullara, c'è un sentire che va oltre. Tutto questo per dire che volevo non parlare solo eventualmente a richiesta, sussurrare, ma vedo che le cose non andare bene, anzi peggio, quindi è più forte di me. Ciò che è accaduto a Licata, mi riferisco all'incendio nel deposito di ingombranti e conseguentemente ciò che si è detto, o meglio non detto o raffrontato con gli allarmanti dati ARPA dell'inverosimile, al di là del sì poteva fare o del cosa si è fatto, per cui ci sarà tempo, c'è una situazione e occorre affrontarla. Suggerisco, continua la nota stampa Pullara, quali massime autorità sanitarie delle rispettive comunità, al sindaco di Licata e al suo assessore alla salute, al pari dei sindaci di Palma di Montechiaro, Ravanusa, Campobello di Licata, Butera, quali capi della salute dei cittadini, di chiedere al presidente Schifani, sicuramente sensibile, di interessare gli assessorati alla salute, al territorio e ambiente congiuntamente al Dipartimento della Protezione Civile al fine di delegare l'ASP di Agrigento con risorse aggiuntive anche tramite strutture private uno screening pneumologico nonché ematologico di ripetere a distanza di 6 mesi per 2 anni a tutta la popolazione che vorrà aderire. Non c'è polemica, non c'è politica, non c'è partito o faziosità in ciò che dico. C'è solo un suggerimento inteso come interessare per il generale e non per il particolare, o meglio, non solo. Tutto ciò ovviamente senza distogliere l'attenzione verso gli indennizzi agli agricoltori o altre azioni di risarcimento o rivalsa. Concludo, scrive Pullara, con un aneddoto che ho sempre ripetuto. Quando ci si incontrano per strada e l'uno chiede all'altro come va, l'altro risponderà: importante che abbiamo la salute e tutto va bene, ovvero con i problemi di salute proprio o dei propri cari